Eder, Mac Pallister. I legali di lui da Silva, il 35enne attualmente detenuto nel carcere di Rimini, con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, hanno depositato un'istanza per richiedere un nuovo incidente probatorio, questa volta di natura fonica. Gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri hanno chiesto che esperti del settore analizzino in modo approfondito gli audio registrati da una telecamera di videosorveglianza installata all'interno di un box interrato in via del Ciclamino, lo stesso luogo dove nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023 è stato consumato il brutale delitto. Secondo quanto riferito, tali registrazioni conterrebbero rumori e urla emessi nel momento esatto dell'aggressione o nelle fasi immediatamente precedenti e successive. L'obiettivo della difesa è verificare la reale natura dei suoni captati, capire se siano voci umane riconoscibili, se sia possibile identificarne i timbri, se siano presenti suoni metallici o meccanici legati all'apertura o chiusura di porte tagliafuoco, saracinesche o ascensori, e se possano emergere elementi nuovi e compatibili con ipotesi alternative a quelle accusatorie. L'avvocato Riario Fabbri ha spiegato che l'istanza è finalizzata a ottenere una perizia su più intervalli temporali specifici: il pomeriggio del 3 ottobre, la sera dello stesso giorno, la notte tra il 3 e il 4 ottobre e la mattina del 4. Ogni fascia oraria è ritenuta rilevante perché potrebbe contenere segnali audio utili per ricostruire movimenti, incontri, presenze sospette o sopralluoghi non ancora individuati. In particolare, la difesa di Da Silva intende accertare se qualcuno si sia recato sul luogo del delitto dopo l'aggressione, modificando in qualche modo la scena del crimine. Le indagini finora hanno collocato l'aggressione in un intervallo di 11 secondi, tra le 22:13:31 e le 22:13:42 del 3 ottobre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, in quel breve lasso di tempo, l'assassino avrebbe colpito Pierina Paganelli con estrema rapidità e violenza, sorprendendola tra le due porte tagliafuoco dei garage. L'anziana, stando all'analisi dell'audio e alle evidenze medico-legali, avrebbe emesso 8 urla prima di accasciarsi esanime a terra, colpita da un fendente micidiale che le ha reciso l'aorta. L'ultimo suono registrato dalla telecamera sarebbe stato proprio la chiusura della porta tagliafuoco, coincidente, secondo gli investigatori, con l'allontanamento dell'assassino. La nuova richiesta di perizia potrebbe tuttavia ampliare l'analisi anche a rumori successivi al momento del delitto. Sarebbero infatti presenti altri suoni rilevati dalla stessa telecamera, come l'apertura e la chiusura di una porta tagliafuoco o il sollevarsi della saracinesca di un box. Questi elementi, se confermati e contestualizzati in un arco temporale successivo all'omicidio, potrebbero supportare la tesi che qualcuno sia tornato sul posto, modificando la scena del crimine. Una linea interpretativa sostenuta apertamente dalla criminologa Roberta Bruzzone, consulente del team legale di Da Silva, secondo la quale il corpo della vittima sarebbe stato spostato dopo la morte. Questa eventualità, se dimostrata, metterebbe in discussione la ricostruzione accusatoria che considera la scena del ritrovamento compatibile con il luogo stesso dell'aggressione. A gettare ulteriore ombra sul quadro probatorio è anche quanto emerso durante il precedente incidente probatorio, avvenuto lo scorso novembre. In quell'occasione, Manuela Bianchi, ex amante di Da Silva e suocera della vittima, nonché attualmente indagata per favoreggiamento, aveva dichiarato di aver incontrato il 35enne proprio nei garage di via del Ciclamino la sera del 3 ottobre. In quel frangente, Da Silva le avrebbe comunicato la presenza di un cadavere. Per la procura si tratta di un riscontro decisivo che inchioderebbe l'indagato alle proprie responsabilità, ma la difesa continua a sostenere la necessità di approfondire tecnicamente ogni elemento, evitando conclusioni affrettate. I legali, infatti, ritengono che solo una perizia accurata potrà stabilire se le voci e i rumori percepiti siano compatibili con l'ipotesi di colpevolezza del loro assistito o se, al contrario, possano aprire a nuovi scenari investigativi. Parallelamente, gli avvocati di Da Silva hanno anche annunciato l'intenzione di ricorrere nuovamente in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame, che ha rigettato la loro ultima istanza di scarcerazione. Intanto, le indagini preliminari sul caso si sono ufficialmente concluse e lo scorso 12 maggio la Procura ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini,
formalizzando le accuse a carico di Da Silva. All'uomo viene contestato l'omicidio volontario aggravato da numerose circostanze. La premeditazione, la crudeltà, i motivi abietti, l'avvenuta commissione del fatto in orario notturno e l'aver approfittato delle condizioni di tempo, luogo e persona, tali da impedire alla vittima qualsiasi possibilità di difesa. Accuse che, se confermate in giudizio, potrebbero portare lui Da Silva a rischiare la pena dell'ergastolo. L'incidente probatorio per raccogliere formalmente la testimonianza di Claudio Sterpin, amico stretto di Liliana Resinovic, si terrà il prossimo 23 giugno. Lo ha deciso la GIP del Tribunale di Trieste, Flavia Mangiante, accogliendo la richiesta avanzata dalla PM Ilaria Iozzi, titolare dell'inchiesta, che intende fare luce sui rapporti intercorsi tra la donna scomparsa e ritrovata morta, il marito Sebastiano Visintin e le persone loro vicine. L'obiettivo è ricostruire la rete relazionale di Liliana, analizzando le dinamiche personali, le tensioni e i contatti più frequenti, in un contesto che continua a destare forti dubbi investigativi. Sterpin, sin dall'inizio del caso, si è esposto pubblicamente sostenendo la tesi dell'omicidio e, sebbene non ritenga che sia stato il marito a uccidere Liliana, ha più volte affermato che, secondo lui, Visintin sa perfettamente chi sia il colpevole. Recentemente ha ribadito questo concetto, parlando apertamente di un delitto premeditato e messo in atto da più persone. L'uomo ha puntato il dito contro la stessa procura, colpevole, a suo dire, di aver perso tempo prezioso, considerando inizialmente la morte di Liliana come un suicidio, salvo poi cambiare radicalmente orientamento investigativo, arrivando a configurare l'ipotesi di omicidio. Liliana Resinovic era scomparsa il 14 dicembre 2021 ed è stata ritrovata senza vita solo il 5 gennaio successivo, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, all'interno di 2 sacchi neri, con addosso solo dei sacchetti trasparenti infilati su testa e torace. Le circostanze della morte hanno sempre suscitato forti perplessità, ma è stato solo recentemente che la procura ha formalmente indagato Visintin per omicidio volontario. Nel frattempo sono stati sequestrati altri 3 coltelli riconducibili proprio a Sebastiano Visintin. Si tratta di lame che l'uomo avrebbe regalato 2 anni fa a un conoscente in Toscana, un dettaglio che potrebbe essere rilevante per le indagini nel caso in cui emergano compatibilità con eventuali ferite o tracce riconducibili al cadavere. I legali di Visintin, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, si sono detti contrari alla richiesta di incidente probatorio, sostenendo che Claudio Sterpin non sarebbe un testimone chiave in relazione all'ipotizzato contesto omicidiario. Hanno anche sollevato dubbi sulla validità delle sue condizioni di salute e sull'assenza di certificazioni mediche a supporto della sua capacità testimoniale. Nella loro nota ufficiale, i difensori hanno dichiarato di essere sorpresi dall'aver appreso solo in sede di notifica del capo di imputazione provvisorio dell'esistenza di ulteriori e così certi elementi su cui si basa l'accusa, elementi che non sarebbero stati condivisi nella loro interezza con la difesa. Inoltre, gli stessi legali hanno annunciato che stanno valutando di avanzare a loro volta una richiesta di incidente probatorio, questa volta su temi di natura scientifica, ritenuti fondamentali per la difesa del loro assistito. Dopo un lungo periodo di silenzio e di lontananza dall'attenzione mediatica, tanto che qualcuno lo aveva definito irreperibile, Sebastiano Visintin è recentemente tornato a parlare con i giornalisti, rispondendo a qualche domanda in modo distaccato ma deciso. Intercettato da Tele4 mentre era a bordo della propria auto di ritorno da una gita in bicicletta, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della moglie. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste. Ho trovato una città meravigliosa. Sono venuto qua nel 1995, ha dichiarato davanti alle telecamere. Nelle ultime settimane aveva evitato ogni apparizione televisiva, pur continuando a pubblicare sui social network foto della moglie, quasi a volerne preservare la memoria, in un alternarsi di dolore e nostalgia. In quella stessa intervista ha affermato che sta vivendo un dramma da 3 anni e mezzo, che non augura a nessuno, ma ha anche aggiunto che, come diceva spesso a Liliana, la vita è bella. Ha poi evitato accuratamente di pronunciarsi su chi possa averla uccisa o sulle dinamiche che portarono alla sua morte, sostenendo che non spetta a me dare queste risposte,
Ci sono i consulenti, i miei avvocati per intervenire in merito alla descrizione di quel che è accaduto nel boschetto, proprio la mattina del 14 dicembre. Una mattina in cui Liliana Resinovic uscì dalla propria abitazione con alcuni sacchi dell'immondizia, venne ripresa da alcune telecamere lungo la strada e poi sparì nel nulla. Il suo corpo venne ritrovato 20 giorni dopo, in circostanze che a oggi restano tutt'altro che chiarite. E proprio l'incidente probatorio del 23 giugno potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per cercare forse di colmare almeno una parte delle tante ombre che ancora gravano sulla sua tragica fine. Macabra scoperta nel Tevere, trovato il corpo senza vita di una donna a Fiumicino. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è riaffiorato dalle acque del Tevere, nei pressi di via Pal Grande, nel territorio comunale di Fiumicino. La scoperta è avvenuta nella serata di martedì 27 maggio, poco dopo le 21, quando una segnalazione ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Ostia, che hanno avviato le prime operazioni di recupero e identificazione. Secondo quanto emerso, si tratterebbe del corpo di una donna, presumibilmente di origine africana, rinvenuta priva di documenti. L'assenza di elementi identificativi sta rendendo particolarmente complesse le attività volte a risalire all'identità della vittima. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Verano a Roma, dove sarà sottoposta a esame autoptico su disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo, i carabinieri proseguono gli accertamenti, concentrando le indagini anche tra le denunce di persone scomparse, nella speranza di ottenere riscontri utili a far luce su questo nuovo mistero che arriva dal fiume. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.